Nel romantico paesaggio delle colline veronesi si è svolta la prima edizione della fiera Sposiamoci in Valpolicella. L'inizio è stato dei migliori in tutti i sensi. All'ingresso infatti campeggiava un incredibile gigantesco hammer bianco, degno delle migliori feste americane. Beh, a guardare non potevamo proprio starne fuori. Ma quali sono stati gli eventi clou della rassegna? Lo abbiamo chiesto a Michela Tommasi, l'organizzatrice. Questa sera domenica abbiamo avuto la sfilata di moda con tutti i settori merceologici che servono per la cerimonia della sposa. Siamo stati molto contenti di questa serata, abbiamo avuto un grande pubblico, un grande riscontro. Abbiamo avuto ieri sera, sabato, una esibizione di ballo di una scuola dell'Accademia qua di San Martino Buonalbergo. Molte le richieste giunte agli operatori presenti all'evento da parte dei futuri sposi, perennemente in cerca di notizie e novità, e qualcuno ne ha anche approfittato per rifarsi il look. Siamo molto soddisfatti di questa fiera, abbiamo avuto molti visitatori, abbiamo fatto questa fiera per poter fare conoscere agli abitanti della Valpolicella limitrofi le piccole attività in realtà che ci sono qua in Valpolicella. Ma quali sono le aspettative per il prossimo anno? Sicuramente l'anno prossimo faremo una nuova edizione, questa è stata la prima edizione e veramente sono stata molto contenta di questa cosa. Vi aspetto all'anno prossimo. Insomma, per essere ad una prima è stato un vero successo.